Gentili amici di TG Plus, ben ritrovati al nostro speciale sport sulla rete Golf in Veneto. Oggi abbiamo il nostro ospite François Drolet, past president della rete, nonché albergatore e ovviamente retista. Buongiorno. Buongiorno Alvise. Allora, senta, io vorrei Grazie parlare con lei dell'importanza che uno sport per un turismo alto spendente, qual è il golf, l'importanza strategica che ha per il turismo nel nostro territorio. Lo sport in generale è una delle motivazioni di viaggio di un turista. I turisti si spostano e visitano le destinazioni perché le destinazioni hanno dei contenuti estetici che le valorizzano e B perché hanno dei contenuti da raccontare. Il Veneto è una regione che, come sappiamo, ha diversi contenuti naturalistici, ai laghi, ai monti, al mare, alle città d'arte, per cui ha tutti i contenuti di base che sono di grande interesse per il turismo europeo e internazionale e per cui questo è l'attività di contorno. E poi ci sono tutta una serie di contenuti e di, tra virgolette, motivazioni, come dicevo in apertura, che sono più specifiche, che sono anch'esse motivo di scelta di una destinazione piuttosto che un'altra. Il golf, nell'ambito di quello che è la vita sportiva o di intrattenimento, perché è uno sport che ha una certa durata e che si svolge normalmente in posti stupendi o molto belli, e per cui è uno sport di intrattenimento. Il Veneto, come dicevo, ha diverse occasioni di golf nelle diverse destinazioni, a Verona, a Jesolo, a Venezia, a Vittorio Veneto, a Treviso, dove evidentemente ci sono dei bellissimi campi che possono essere goduti dagli stranieri, in particolare dagli stranieri che arrivano dai paesi di prossimità, penso alla Germania. Peraltro il golf è un tipo di sport che per la sua natura intrinseca attrae un tipo di utenza molto trasversale dal punto di vista anagrafico, cioè persone un po' di tutte le età o quasi, ma che ha sempre un denominatore comune. Io ho usato prima il termine di utenza alto spendente. Sì, è così, è proprio così. Il target non ha un target definito nella sua età, però è sicuramente il posizionamento che ha, è un posizionamento di persone che sono abituate a una spesa abbastanza importante, sia nella parte gastronomica che nella parte poi di ospitali, per cui nella scelta degli alberghi nei quali soggiornano, e per cui credo che l'opportunità del Veneto in particolare sia quella, avendo trovato un volume importante di turisti, sia quella di posizionare la regione cercando di attrarre un turismo sempre più alto spendente e che evidentemente porti un indotto importante sul territorio. Certo, senta, in questo senso la rete golf in Veneto è un qualcosa di assolutamente unico in Italia e che quindi porta nel nostro territorio un'offerta che non si trova da nessun'altra parte. Questo vale sia per i turisti golfisti italiani, sia, come accennava lei prima, per quelli che vengono dall'estero. Sì, l'attività di cui si occupa la rete è quella della promozione del territorio, poi alla fine, perché noi non parliamo solo del golf, il golf è una componente, no, della motivazione di viaggio, come si diceva. Le persone scelgono di venire in Veneto perché ci sono dei bellissimi posti da vedere, perché ci sono delle tradizioni culinarie importanti e perché poi giocano anche a golf, okay? Per cui quella è una componente. E per cui sì, direi che il Veneto è da tantissimo tempo sistematicamente, nettamente la prima regione d'Italia per flussi turistici, evidentemente anche grazie al coraggio visionario di idee imprenditoriali come la vostra che altrove non ci sono, oltre che alla naturale conformazione del nostro territorio bellissimo
quanto estremamente variegato. Sì, direi che l'iniziativa della rete è un'iniziativa prima di tutto che ha un'anomalia nel nostro paese, che è quella di aggregare delle imprese che sono concorrenti, okay? Che non succede molto spesso. E questo ha fatto sì che l'aggregazione abbia un potere di spesa nella promozione maggiore e per cui anche una visibilità creata dall'attività promozionale superiore. E questo è il primo tema. Il secondo tema è che evidentemente un'iniziativa di questo tipo è un'iniziativa che peraltro dura da più di 10 anni, è un'iniziativa che ha avuto successo e che successo riconosciuto dal tempo e dalla durata degli stessi soci nell'ambito della rete, per cui insomma sì, è considerata una rete di successo nel nostro paese, a prescindere che sia l'ambito del golf. Senta François, io la ringrazio per questa panoramica molto preziosa, interessante, e ovviamente auguro anche a lei, come a tutti gli altri retisti, buon lavoro, perché è veramente molto importante per il nostro territorio che siano idee visionarie, coraggiose e innovative, avanguardistiche come questa. Grazie a lei e grazie per il suo tempo e la disponibilità che ci dà. Grazie. Buon lavoro.